episodi. Questo video inizia così. Ora vi spiegherò perché. Dovete sapere che un po' di tempo fa il mio fidanzato ha avuto la grandiosa idea di portare a casa una bambolina di ceramica. Io ovviamente ero contraria perché comunque questi oggetti, che tra l'altro veniva da una casa, da uno sgombero dove lui aveva lavorato, trattengono sempre delle energie. E infatti le avevo dato il compito, almeno se non altro, di purificarla con della salvia bianca, ma lui non l'ha fatto, e se l'ha fatto probabilmente non l'ha fatto con l'intenzione giusta. Il fatto sta che da lì a poco sono sempre successe cose come che mi sono fatta male, caduta e cose così, insomma, niente di grave, però poi ho pensato che fosse questo oggetto. Così l'ho preso, l'ho messo dentro un sacchetto e l'ho messo nel magazzino di casa. Quel sacchetto, come potete vedere, era lì, ma non era lì nel senso che io l'avevo lasciato esattamente su un sacchetto. Questo. Sono venuta giù in magazzino e stavo cercando in quel sacchetto lì. Per fortuna come avevo dei guanti e ho detto così magari se la trovo almeno non la tocco direttamente. Però io ho trovato che era esattamente lì, in prossimità dell'acqua. Così ora ho deciso di prenderla, metterla in una teca, che è appunto questa, e purificarla. Secondo me c'è qualcosa che è da indagare. In prossimità dell'acqua, come sapete, come vi ho già detto in altre indagini, ci sono delle energie. È un canalizzatore e chissà. Per ora la voglio mettere al sicuro. Infatti alla mano ho accendino e salvia bianca e il coperchio del, chiamiamola teca. Allora ragazzi, qui alla mano, a parte il guanto, ho l'accendino, adesso accendo la salvia. Abbiate pazienza, sto facendo questa cosa da sola, quindi verrà come verrà. Sperando che si accenda, visto che è anche molto umido qui sotto. Ecco, salve. Purifico questo spazio in modo tale che possa accogliere questa bambolina. Vado ragazzi. Questa è la suddetta bambola. Purtroppo si è rotta. Scusatemi, la metto nella teca. Mi dispiace per quello che ti è successo. Guardi. Eccola qua. Riaccendo di nuovo la salvia.
purifico ogni tua energia. Mi dispiace se sei rimasta qui sotto, ma non potevo conoscere le tue intenzioni. Ora avrai, se non altro, un posto dove stare più dignitoso di un sacchetto. Di questo me ne dispiace. Però finché non capisco chi sei e perché sei finita lì, da qui, ti lascerò qua. Ragazzi, come vedete, ora lei è qui. Non la porterò a casa perché, come dicevo, non so che energia abbia dentro, se le ha ancora perché si è rotta. Però se non altro, sempre meglio che un sacchettino. Presto farò un'indagine per capire.